Professore, allora si pensa già al futuro, si sta già fattivamente organizzando il 59esimo convegno di studi pirandelliani, addirittura con uno spunto sul 60esimo che prevederà un'edizione un po' più particolare. Il convegno si svolgerà all'Isola delle Femmine, non ad Agrigento, in quanto c'è stata una maggiore accoglienza. Ecco, ma ci spieghi meglio la motivazione? Beh sì, noi non avendo avuto nessun aiuto, nessun contributo da parte degli enti locali agrigentini, siamo dovuti per forza andare via, ma per una ragione molto semplice, perché noi andando a Isola delle Femmine risparmiamo tanti soldi, perché lì l'aeroporto è vicino e quindi poca spesa per i trasporti. Questo centro congresso fornisce tutto, dalla pulizia all'assistenza sanitaria, all'amplificazione, cioè tutte quelle spese logistiche di cui si avvale un convegno, e per noi sono soldi risparmiati. Se dovessimo fare, o quando abbiamo fatto il convegno ad Agrigento, noi dobbiamo mettere in conto per esempio i vigili del fuoco, la pulizia, l'assistenza sanitaria e soprattutto i trasporti, che incidono moltissimo, perché mentre le scuole vengono a spese proprie fino all'aeroporto, cioè si pagano viaggio, si pagano gli alberghi e spendono qua, però noi li dobbiamo assicurare il transfer dagli aeroporti, o da Palermo o da Catania prevalentemente, e quindi sono tutte spese che noi senza un sostanziale sostegno non possiamo assolutamente accollarci, non possiamo assolutamente sostenere. Quindi questa è tutto sommato la ragione. Pensiamo ora, diciamo fattivamente, quale sarà l'idea dominante di studio ovviamente del 59esimo convegno, che ricordiamo anche le date, professore. Sì, allora il 59esimo convegno si intitola Le novelle di Pirandello raccolte, cioè intende affrontare lo studio delle singole raccolte pirandelliane. E per affrontare in maniera completa questo studio lo abbiamo bienniato. Abbiamo il 59esimo convegno, ma anche il 60esimo convegno, perché tutte le 251 novelle di Pirandello sono raccolte in 15 veramente rapporti. Il convegno si terrà a Isola delle Femmine presso il centro congressi dell'hotel Saracen, nelle date dal 5 al 10 di dicembre. Il 5 è previsto l'arrivo dei convegnisti, il 10 la partenza, il resto delle giornate comprendono 3 giorni di sessioni convegnistiche e un giorno dedicato alla gita, ma il convegno è anche arricchito da altre manifestazioni che vedono protagonisti gli alunni con i loro elaborati, perché quella degli alunni è una presenza attiva. Gli alunni hanno studiato un anno per poter fare il cortometraggio, per poter stendere la tesina, per poter fare la scrittura creativa. Quindi è un convegno dinamico sotto tutti i punti di vista, anche perché i professori che vengono con le loro relazioni sono professori illustri, i più illustri della critica pirandelliana di tutto il mondo. Quindi abbiamo grandi menti delle università italiane, ma anche grandi menti delle università straniere, dalla Spagna alla Francia, agli Stati Uniti, alla Germania e financo alla Corea del Sud, da Seoul. Ecco, lei diceva che c'è stato un ampio riscontro relativamente proprio agli atti del convegno, che sono, diciamo, importantissimi, perché resta una traccia di ciò che è stato lo studio dell'opera realizzata da Pirandello. Certo, l'ho detto e lo confermo, noi abbiamo la bellezza di 78 pubblicazioni. Gli ultimi sono quelli relativi ai 6 personaggi in cerca d'autore, un libro di atti che ha avuto la bellezza di 5 recensioni e una addirittura in una rivista letteraria spagnola, e un'altra ne uscirà a dicembre, ma noi già siamo con la stampa, ai primi di giugno uscirà il volume degli atti dedicato
alle novelle di Pirandello. Quindi gli studenti, le scuole, ma tutti, anche qualsiasi studioso di Pirandello può trovare questo libro degli atti ed arricchire la propria conoscenza. Questo è il bello ma anche il grande del nostro convegno, che tutto quello che facciamo, al di là di quello che noi possiamo seminare negli studenti, nei quali resta Pirandello veramente, abbiamo gli atti, cioè abbiamo questa testimonianza concreta, e lo devo dire, in un libro di testo pubblicato dalla SEI di un'antologia di letteratura italiana, una pagina è dedicata al convegno di studi pirandelliani per questa sua meritoria opera di coinvolgimento degli studenti della scuola media superiore. Lo potete vedere tutti, lo possono vedere tutti in Italia, chi magari nelle scuole adotta questo libro della SEI, che non nemmeno ricordo il titolo, però c'è una pagina dedicata al convegno nazionale di studi pirandelliani.